Rapina nel cuore della notte ad Asolo, nella casa di fratello e sorella, minacciati con pistole e coltelli, entrambi sono sotto shock, ingente il bottino, indagano i carabinieri. Anziana trovata morta in casa, è Giallo a Colceresa, la 92enne soffriva da tempo di una grave patologia, i magistrati vogliono fare luce, ipotesi omicidio colposo, disposto il sequestro dell'abitazione. Il video girato in cella da Ade Ozzuno, accusati dell'omicidio di Francesco Favaretto, è finito in procura, sequestrati dalla polizia penitenziaria alcuni cellulari a Santa Bona all'ispezione del Ministero. Nel gol e cura la figlia 17enne malata di leucemia, dopo 10 anni è morta la mamma di Leonora Bottaro, la 18enne di Bagnoli di Sopra, anche lei uccisa da un tumore. Il Tribunale di Vicenza ha inflitto complessivamente 29 anni di reclusione ai 4 imputati finiti a processo per il sistema delle cosiddette auto fantasma, vendevano più volte la stessa macchina. Non spacchiamo l'Italia ma facciamo l'interesse dei territori, le parole del Presidente Stefani a Roma per la legge sull'autonomia. Intanto la Lega perde altri pezzi, se ne va il deputato vicentino Eric Pretto. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, vuole chiarezza dopo le notizie apparse su un possibile cambiamento del progetto del nuovo ospedale di Padova Est e chiede un tavolo con regione e università. A 9 anni dall'ultimo passaggio la Mille Miglia tornerà a Padova e lo farà con una tappa di grande bellezza e valore storico che partirà il 9 giugno da Cittadella. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Il primo piano lo avete sentito, la cronaca con quanto accaduto ad Asolo, una notte di paura, sono stati minacciati con coltello e pistola 2 anziani fratelli. 3 ladri sono entrati in casa nel cuore della notte, ingente il bottino. Una rapina a mano armata nel cuore della notte in questa villetta di via Castellana tra Casella e Villa d'Asolo, dove vivono 2 ex insegnanti ultra settantenni, Paola e Guido Furlanetto. 3 persone, 2 armate di coltello, 1 armata di pistola, sono entrati in casa. Il cancello era verosimilmente aperto, come spesso pare venga lasciato dai proprietari. Sono entrati chiedendo di consegnare tutti gli averi, il denaro e gli ori presenti, sotto appunto la minaccia delle armi. La signora Paola è riuscita con freddezza ma anche con tanta paura addosso appunto a consegnare tutti gli ori, i gioielli di famiglia e anche una quantità di denaro che adesso è per il calcolo al vaglio dei carabinieri intervenuti nel corso della notte. I 2 fratelli sono ancora scossi, sono tornati all'interno della casa dopo aver rilasciato le testimonianze ai carabinieri. Noi abbiamo raccolto la testimonianza di un vicino di casa al quale la signora, per chiedere aiuto, ha suonato il campanello nel cuore della notte. Era circa l'1 e praticamente la signora, la mia vicina, mi ha suonato il citofono per 2 o 3 volte. Io stavo dormendo, mi sono svegliato, sono uscito, non l'ho vista qua al cancello, mi è sembrata una cosa un po' strana. Poi mi sono affacciato alla finestra, lei mi ha chiamato dal giardino, solo che era al buio. Non vedevo nessuno, sentivo la voce e basta, gli ho chiesto se stava bene e tutto, mi ha detto sì, vieni a vedere una cosa, vieni a vedere. La cosa mi sembrava un po' sospetta e gli ho detto guarda, chiamo i carabinieri perché ha detto che gli hanno staccato il telefono, chiamo i carabinieri e li avviso e aspetta dentro casa. Perché sì, mi ha detto sono venuti i ladri. Le 2 vittime, descritte come persone riservate, non hanno voluto rilasciare dichiarazioni. Stando al racconto di un terzo fratello, non avrebbero subito percosse o violenze fisiche, ma sono ancora sotto shock per quanto accaduto, un fatto inedito nella zona. Avete avuto in zona recentemente o nel passato episodi di furti, rapine? No, in zona, qui nelle nostre case, qui vicino no. Ho sentito sì, in quartieri qui della zona comunque ci sono stati furti, furtarelli, anche da amici miei in passato, però vicino proprio qua no. La zona retrostante è di aperta campagna, non ci sono né strade né altre abitazioni vicine. Il rettilineo di via Castellana, da una parte verso Asolo, dall'altra verso Altivole, è stato per i ladri una comoda via di fuga col bottino. Sul fatto indagano i carabinieri. Un'anziana martedì è stata trovata morta, dissanguata nel cortile di casa. Siamo a Colceresa ed è Giallo sulla vicenda.
Trovata senza vita all'esterno della sua abitazione a Molvena di Colceresa, in via Monteferro, riversa a terra in un lago di sangue. È avvolta nel mistero la morte di Maria Santina Chemello, 92 anni. Quando sul posto sono arrivati i sanitari del SUEM 118, per l'anziana non c'era ormai più nulla da fare. Sul corpo, secondo quanto emerso, non sarebbero state trovate ferite. Tuttavia la procura ha aperto un'inchiesta per fare piena luce sull'accaduto. L'ipotesi di reato è quella di omicidio colposo. Esprimo il mio cordoglio alla famiglia e ovviamente dispiacere per il fatto avvenuto. Conoscevamo il nucleo in quanto insomma, siamo anche in una piccola comunità dove ci si conosce un po' tutti. Chiaro che adesso ci sono delle indagini in corso, spero ovviamente che non ci sia nessun altro tipo di risvolto, però è giusto che vengano fatte tutte le indagini, che venga chiarito insomma il caso. La casa, dove vivrebbero anche il figlio della donna e la compagna di lui, è stata posta sotto sequestro. L'anziana pare soffrisse da tempo di gravi problemi di salute, perciò non si esclude anche una morte dovuta a cause naturali. Sarà l'autopsia a chiarire definitivamente le circostanze del decesso. Sicuramente se aveva delle patologie pregresse, aveva anche un'età anche importante, quindi può essere anche appunto un'emorragia o qualcosa che poi, ripeto, le indagini sono in corso ed è giusto che vengano fatte nel miglior modo possibile e nella maggior serenità, insomma, anche per le forze dell'ordine. 10 anni fa, insieme al marito, era finita al centro di un'indagine per aver rifiutato la chemioterapia per la figlia 17enne malata di leucemia, poi deceduta. È morta la mamma di Eleonora Bottaro, la 18enne di Bagnoli di Sopra. 10 anni dopo la figlia è morta per una forma tumorale anche Rita Benini, la mamma di Eleonora Bottaro, la 18enne di Bagnoli di Sopra, stroncata nell'agosto del 2016 da una forma di leucemia linfoblastica che i suoi genitori rifiutarono di far curare con chemio e radioterapia. Come per la figlia, anche mamma Rita ha rifiutato la terapia. Nel 2023, insieme al marito Lino Bottaro, era stata condannata a 2 anni con la condizionale per omicidio colposo per la morte della figlia Eleonora, perché si rifiutarono di sottoporla alle cure che avrebbero potuto salvarle la vita. Secondo i medici della pediatria di Padova, infatti, se Eleonora si fosse sottoposta alla chemioterapia avrebbe avuto l'80% di possibilità di guarire. I genitori però erano e sono tutt'oggi sostenitori del metodo Hammer, medico tedesco radiato dall'albo, secondo quale i tumori sono frutto di conflitti psichici che vanno curati con la vitamina C e sedute di psicoterapia. Rita e il marito Lino hanno sempre detto di aver assecondato la volontà della figlia, ma la lunga battaglia legale intentata dai medici li ha riconosciuti colpevoli. Rita Benini, 10 anni dopo, è morta anche lei per una forma tumorale. Si era sottoposta ad un intervento chirurgico alla lingua, ma poi non ha voluto continuare con la chemio. Una famiglia segnata dal lutto. Nel 2013 la morte per aneurisma del primo figlio a soli 22 anni, poi la malattia di Eleonora che per i genitori si scatenò proprio a seguito di questo dolore. Ora quella di mamma Rita. I funerali verranno celebrati a Bagnoli di Sopra lunedì prossimo. Il video girato in cella a Treviso da Ade Ozuna, accusati dell'omicidio di Francesco Favaretto, ha scatenato sdegno e rabbia. Sequestrati dalla polizia penitenziaria alcuni cellulari, il video è finito in procura. Credo che sia dovere delle autorità preposte avviare gli accertamenti e anche le sanzioni, i procedimenti per arrivare alle sanzioni del caso. Così il sottosegretario alla giustizia con delega alle carceri Alberto Balboni di Fratelli d'Italia, che commenta i video apparsi nei social da parte di 2 detenuti del carcere di Treviso. Sarà dunque avviata un'ispezione. Questa è soltanto la punta dell'iceberg, sono centinaia i telefonini in uso nelle carceri italiane. Credo che ci sia una stima che soltanto nel carcere di Napoli siano dai 300 ai 400. Purtroppo sono sempre più miniaturizzati, sempre più difficile individuarli. La soluzione che stiamo studiando da un punto di vista tecnico è quella di inibire il segnale.
Intanto sono stati sequestrati dalla polizia penitenziaria trevigiana alcuni cellulari trovati nelle celle dopo i video apparsi nei social dove Ade e Azzuna, accusati di aver ucciso Francesco Favaretto in via Castelmenardo, si riprendevano festeggiando e ridendo in carcere. Sono scattati i primi provvedimenti. Non è escluso nemmeno un loro trasferimento. La vicenda è arrivata anche in procura, che aprirà un fascicolo e avvierà le indagini per far luce su questa vicenda. Altra conseguenza è l'iscrizione nel registro notizie di reato, spiega l'avvocato Mauro Serpico, difensore di Azzuna. Per il reato di detenzione del cellulare all'interno della casa circondariale, che costituisce un'autonoma fattispecie di reato per il quale è prevista anche una pena non irrisoria, e quindi la sottoposizione ad un nuovo procedimento penale. Queste le conseguenze di carattere immediato. L'avvocato ha subito chiamato il suo assistito, visto che la bravata avrà delle ripercussioni sotto ogni profilo. Potrebbe costare caro agli autori, ai proprietari dello smartphone e a chi lo ha fornito. La legge vieta l'introduzione e l'utilizzo di telefoni cellulari in carcere. In prima battuta si è dichiarato dispiaciuto per quanto commesso, al che gli ho detto che il dispiacere per quanto commesso non era sufficiente sicuramente a giustificare nel caso di specie un gesto che dimostra la totale immaturità sicuramente del gesto e del comportamento tenuto. Una vicenda che ha scatenato rabbia e sdegno da parte dell'opinione pubblica. I due imputati sono accusati di un reato grave, omicidio volontario e rapina aggravata in concorso. 18enne indagato per revenge porn dopo aver diffuso le immagini intime dell'ex fidanzata minorenne. Un 18enne della zona del Milanese è al centro di un'indagine per un presunto caso di revenge porn. Secondo le prime informazioni, il ragazzo avrebbe condiviso il materiale intimo dell'ex fidanzata minorenne senza consenso, diffondendolo attraverso chat e gruppi di messaggistica. La vicenda sarebbe emersa dopo la segnalazione di alcune persone coinvolte, che hanno poi portato alla denuncia e all'avvio delle indagini da parte delle autorità competenti. La polizia postale sta ricostruendo la catena delle condivisioni e acquisendo i dispositivi utilizzati. Il caso rientra nella normativa su revenge porn introdotta in Italia con l'articolo 612 ter del Codice Penale, che punisce severamente la diffusione non consensuale di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito. Le indagini sono in corso e la posizione del 18enne è al vaglio degli inquirenti. Operazione della Guardia di Finanza nell'Alto Vicentino, duro colpo allo spaccio di droga, 3 giovani nei guai, un arresto. Quando hanno visto quelle 2 auto di grossa cilindrata sfrecciare lungo la pedemontana veneta all'altezza del casello di Valdastico a forte velocità e a pochissimi metri l'una dall'altra senza distanza di sicurezza, gli agenti della Guardia di Finanza di Vicenza hanno capito che qualcosa non andava e così, al termine del controllo, hanno dato un duro colpo al traffico di droga dell'Alto Vicentino. 3 giovanissimi tra i 20 e i 25 anni, infatti, sono finiti nei guai. In totale sono stati sequestrati oltre 31 kg di hashish, divisi in 75 panetti nascosti nel bagagliaio di un'auto. Successivamente l'attività di polizia giudiziaria è stata estesa anche all'abitazione delle persone fisiche, e in tale contesto sono state rinvenute a casa di uno dei soggetti fermati, che conduceva l'autovettura che precedeva, 2 manufatti artigianali di esplodenti e una pistola a impulso elettrica comunemente chiamata taser. All'esito dell'attività il soggetto che trasportava la sostanza stupefacente è stato tratto in arresto. Un giovane è stato arrestato in flagranza per traffico di droga, un secondo, albanese, denunciato per detenzione di esplosivi e armi, e un terzo segnalato alla prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti. Noi ipotizziamo che tale sostanza stupefacente fosse destinata principalmente alle piazze dell'Alto Vicentino. Stimiamo che la sostanza stupefacente sottoposta a sequestro, se immessa nelle piazze di spaccio, avrebbe fruttato tra i 120 e i 150 mila euro. Una delle 2 auto è stata sequestrata, mentre l'arrestato si trova ora nel carcere di Vicenza a disposizione dei magistrati. Il Tribunale di Vicenza ha inflitto complessivamente 29 anni di reclusione ai 5 imputati finiti a processo per il sistema delle cosiddette auto fantasma.
Si chiude con condanne per complessivi 29 anni di carcere inflitti dal Tribunale di Vicenza a 4 bassanesi e un trevigiano, una delle più importanti inchieste venete sulle truffe nella compravendita di automobili di alta gamma tramite la concessionaria fantasma AutoQ di Alte di Montecchio Maggiore. Gli imputati avevano venduto le stesse auto decine di volte a ignari acquirenti che versavano le caparre e poi venivano beffati. La pena più elevata è stata comminata a Paolo Stevan, 52 anni, di Pove del Grappa, considerato dagli investigatori il promotore e la mente dell'organizzazione, condannato a 14 anni di carcere. Condannati anche a 6 anni di reclusione Johnny Pizzolato, 54 anni di Vedeleago, a 3 anni e 1 mese di carcere Carlo Alberto Scudiero, 38 anni, ed Emanuele Gobbo, di 51, entrambi di Bassano del Grappa. A 2 anni e 10 mesi di carcere anche Dina Bujor, moldava quarantenne, compagna all'epoca dei fatti di Stevan. L'inchiesta della Guardia di Finanza di Bassano del Grappa era partita nel 2018 e aveva portato nel dicembre del 2021 all'esecuzione delle misure cautelari in carcere a carico di Stevan e ai domiciliari per Pizzolato, oltre al sequestro preventivo di beni per oltre 2 milioni. Secondo l'accusa, attraverso la AutoQ, indicata come una concessionaria fittizia operante tra il vicentino, il bassanese e il trevigiano, erano stati raccolti soldi e caparre da decine di clienti interessati all'acquisto di vetture prestigiose, Mercedes, Audi, BMW e Range Rover. In numerosi casi gli acquirenti avevano versato addirittura l'intero importo, senza mai ricevere l'automobile. Le parti offese erano 57, assistite tra gli altri dagli avvocati Cesare Dalmaso e Silvia De Biasi. Con la sentenza il Tribunale di Vicenza ha disposto a carico di Stevan anche la confisca per oltre 2 milioni di euro. Prima vera udienza del processo per la tragedia del Natisone per la morte di Patrizia Cormos, Bianca Dorosse e Christian Molnar, inghiottiti dalla piena del fiume, accusati di omicidio colposo 3 vigili del fuoco e una infermiera della Sores. Oggi la deposizione in aula del primo teste. Un groviglio di telefonate, procedure e protocolli diversi a seconda degli enti e attuati in ritardo. Continue richieste di fornire la posizione. Mi mandi la posizione, signora. Equivoco tra intervento tecnico e sanitario, moduli e schede, autorizzazioni. Gli elicotteri che partono tardi e arrivano quando Patrizia Cormos, Bianca Doros e Christian Molnar sono stati già inghiottiti dal Natisone. Il quadro che emerge dalla ricostruzione in aula fatta dal primo teste della Procura, il luogotenente del nucleo investigativo dei Carabinieri di Udine, Mario Liardo, è di confusione e in certi casi scarsa lucidità e freddezza da parte degli operatori nell'assumere decisioni in quei 41 minuti dalla prima richiesta di aiuto alle 13:29 all'evoluzione dell'emergenza finita in tragedia alle 14:10. La conclusione, secondo gli investigatori, è che se attuati in tempo i protocolli, i 3 ragazzi si sarebbero potuti salvare. La prima vera udienza del processo nei confronti dei 3 vigili del fuoco, Andrea Lavi, Enrico Signore e Luca Mauro, e dell'infermiere della Sores Michele Nonino, che gestirono i soccorsi il 31 maggio del 2024 e sono accusati di omicidio colposo plurimo, è stata interamente dedicata alla deposizione di questo teste. Liardo ha accompagnato la ricostruzione mostrando una serie di slide alternate all'audio delle telefonate intercorse tra Patrizia Cormos e i vigili del fuoco, passando per il 112 e tra i soccorritori, i passanti che davano l'allarme. Ci sono 3 ragazzi bloccati nel gretto del fiume, Ponte Romano di Tremariacco. Serve anche un elicottero, qualcosa. Ok, signore, signore. Drammatica la telefonata in cui la ragazza viene messa in attesa e vi rimane per circa 7 minuti, mentre in sottofondo si sentono urla, pianti e richieste di aiuto in lingua tedesca da parte di Molnar. Ma comunque ci mandi intanto la posizione e arriviamo, va bene? Aspetti solo che non la trovo su WhatsApp. Sì, allora adesso cercate di tenere duro e noi stiamo arrivando, va bene? L'udienza si è chiusa con il controesame del teste da parte degli avvocati difensori. Il giudice Daniele Faneschini Barnaba ha annunciato per il 18 giugno e 16 luglio le prossime udienze.
Nuovo ospedale di Padova verso il tavolo tra Regione, Comune e Università per rivedere il progetto, con il sindaco Giordani che chiede chiarezza. Io non ho capito uno ospedale di terzo livello fatto dallo Stato, modificato, non ho capito. Per quello con la mediatrice Mampelli abbiamo chiesto un incontro con Alberto Stefani, che sa a breve. Il sindaco di Padova vuole chiarezza dopo le notizie apparse sul possibile cambiamento del progetto del nuovo ospedale di Padova Est, ventilato dall'assessore regionale alla sanità Gino Gerosa. Il primo cittadino chiede alla regione delucidazioni. L'obiettivo: condividere le tappe di un lungo percorso iniziato più di 20 anni fa. Anche il presidente del Veneto, Alberto Stefani, ha annunciato la volontà di organizzare un tavolo insieme alla regione, Comune e Università per valorizzare anche gli altri due plessi, quello dell'ospedale Giustinianeo e quello del Sant'Antonio. Il primo cittadino di Padova si dice sempre pronto al dialogo costruttivo, purché ci siano tempi certi e le garanzie definite in passato. L'ospedale deve essere fatto, è una cosa importantissima per i cittadini, assolutamente, per la sanità padovana. E quando parlo dell'ospedale non parlo solo del nuovo Padova Est, parlo anche di Giustinianeo, sia chiaro, deve essere fatto tutto quanto insieme. L'unica cosa a suo tempo non è stata definita, e nessuno l'ha definita, almeno io non lo conosco, è stato Sant'Antonio. Non è stato mai definito cosa, ma tutto il resto è stato definito. Il Comune ha fatto investimenti importanti nell'area est, a partire dalla nuova linea del tram e dalla viabilità dell'Arco di Giano. Il nuovo ospedale sarà realizzato nell'area individuata a Padova Est come previsto dal cronoprogramma, dalle intese preliminari e dai progetti, ha assicurato Stefani, ma senza preclusioni sull'eventuale aggiornamento di alcuni particolari dell'opera alle esigenze dell'utenza, degli operatori sanitari e dei ricercatori, all'unico scopo di renderlo pienamente un riferimento nazionale. L'esperienza del Covid, l'avvento dell'intelligenza artificiale e l'aumento dell'età media devono essere aspetti da considerare perché impattano sul sistema sanitario, sostiene il Presidente. Un nodo cruciale resta il reperimento delle risorse. Anche qui il sindaco vuole rassicurazioni. C'è collaborazione al massimo. È stato firmato un accordo di programma come comune, provincia, università, azienda sanitaria, e per cui in cui sono le cose abbastanza chiare. Noi come comune abbiamo dato, se non sbaglio, 500-600 mila metri quadrati di terreno gratuitamente. Hanno fatto, noi in termini tecnici hanno fatto molte cose con l'università sotto l'aspetto tecnico, per cui capire cosa è successo, cosa è cambiato. Poi se non si è cambiato niente, che c'è male, c'è stato qualche fraintendimento, cioè nessuna polemica assolutamente. L'ospedale è una cosa molto 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 importante. Non spacchiamo l'Italia, ma facciamo l'interesse dei territori. Le parole del presidente Alberto Stefani questa mattina a Roma per la legge sull'autonomia differenziata. Intanto la Lega perde altri pezzi, se ne va il deputato vicentino Eric Pretto. E con l'autonomia noi non togliamo un euro a nessuno, chiediamo semplicemente di assumerci delle responsabilità in più, di poter rispondere al nostro territorio in prima persona, di farlo rischiando anche del nostro. Ma io credo che chi fa amministrazione pubblica, chi sceglie di fare amministrazione pubblica debba essere disposto a rischiare di più. Ripete spesso il termine responsabilità Alberto Stefani nel corso dell'audizione a Roma sul disegno di legge per l'autonomia differenziata, un passaggio atteso davanti alle commissioni affari costituzionali di Camera e Senato riunite in forma congiunta. Sul tavolo in particolare le materie non coperte dai LEP, ovvero protezione civile, professioni, previdenza integrativa e coordinamento della finanza pubblica in materia di tutela della salute. Aumentare gli stipendi per il personale sanitario? Sì, lo riteniamo necessario. Garantire una maggiore previdenza per i nostri lavoratori? Sì, lo riteniamo necessario. Dare la possibilità a un presidente di regione di assumersi delle responsabilità per quanto riguarda le calamità naturali? Sì, lo riteniamo necessario, così come riteniamo fondamentale che la Regione possa includere i fondi sanitari integrativi nella spesa regionale e possa gestire i risparmi per quanto riguarda la spesa sanitaria nei confronti dei propri cittadini. Di fronte ai rilievi dei commissari, Stefani ritorna sul referendum del 2017 e su un concetto per lui fondante. Non credo che
dire che questa riforma spacchi l'Italia sia la soluzione. Io credo che la soluzione sia piuttosto il contrario. Autonomia che resta a cavallo di battaglia della Lega che però perde i pezzi. Nelle ultime ore l'addio del deputato vicentino Eric Pretto in odore di provvedimento disciplinare, meschino e irricevibile, dice lui, parlando di una Lega rimasta senza linea politica. Cambiamo argomento. A 9 anni dall'ultimo passaggio la 1000 miglia tornerà a Padova e lo farà con una tappa di grande bellezza e valore storico che partirà il 9 giugno da Cittadella. Dalle mura di Cittadella a quelle del castello di Valbona, dall'alta alla bassa padovana, attraversando il cuore di Padova, dopo 9 anni ritorna nel nostro territorio la storica competizione 1000 miglia. 2 tappe, il 9 e 10 giugno, 400 equipaggi, 29 nazioni presenti, 77 veicoli, vetture che hanno gareggiato in gare di velocità tra il 1927 e il 1957. La prima parte del percorso, il 9 giugno, attraverserà l'Alta Padovana, Cittadella, Piombino Dese, Borgorico, Villanova di Campo San Piero, Campodarsego e Cadoneghe, per poi arrivare a Padova e concludere la tappa in Prato della Valle. Una presenza straordinaria quella della 1000 miglia nel nostro territorio, e quindi un grande applauso va all'Automobile Club di Padova per aver fortemente voluto coniugare la bellezza della città con la bellezza del territorio padovano, dalle città murate ai colli Eugani, al bellissimo paesaggio del Graticolato romano, e quindi un'esperienza unica che vedrà queste macchine bellissime attraversare Padova e la sua provincia, regalare emozioni forti, regalare spettacolo, regalare la bellezza unica che solo questa corsa sa portare. Sempre da Prato della Valle partirà la seconda tappa il 10 giugno, che attraverserà invece la Bassa Padovana e i Colli Euganei. Tra i volti noti alla guida delle auto l'ex pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella, il campione di motociclismo Loris Capirossi e lo chef Carlo Cracco. La 1000 miglia nel 2027 compirà 100 anni e la speranza che Padova e il Veneto possano essere protagonisti della storica edizione. La Regione vuole assolutamente che questa manifestazione non sia un episodio isolato, ma sia all'interno di un sistema strutturato di promozione turistica, di valorizzazione del nostro straordinario patrimonio storico architettonico che Padova e il Veneto hanno. Presentata ieri mattina l'edizione 2026 di 100 Orizzonti, in arrivo il 25 giugno con la prima data a San Zenone degli Ezzelini. È la 15ª edizione, sì, e siamo davvero onorati di essere il comune capofila. Un grande progetto di rete che attraversa i nostri paesi, i nostri paesaggi, che porta la cultura, le arti a far vivere il nostro territorio. Arti sceniche, luoghi, culture e comunità. Torna anche quest'anno 100 Orizzonti con il programma culturale Siamo Paesaggio. 10 date per un totale di 11 appuntamenti dal 25 giugno all'8 agosto nelle terre di Asolo, del Monte Grappa e della Castellana. Ad aprire il calendario sarà San Zenone degli Ezzelini. 8 comuni, 8 paesi in cui si terranno 10 appuntamenti diversi con artisti del teatro e della musica che proporranno lavori che hanno tutti a che vedere in qualche modo, in modo poetico, con un'idea di sostenibilità dedicata al genere umano. Teatro, letture sceniche, musica dal vivo, cinema, reading concerto sono solo alcune delle proposte pensate anche per le nuove generazioni. E qui il paesaggio non è soltanto una cornice, ma parte integrante del progetto. Lo dico anche da presidente dell'IPA Terre di Asolo Montegrappa, un progetto che va adottato e che va portato avanti grazie anche al riconoscimento che c'è stato e c'è anche quest'anno della Regione del Veneto. E con questo appuntamento si chiude la nostra edizione regionale del telegiornale. Vi lascio come sempre alla sigla a seguire le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione, buona serata.